Ben ritrovati dalla redazione. Federmeccanica e Sistal continuano ad avere un atteggiamento irresponsabile e stanno dimostrando di non voler riaprire la trattativa per il contratto collettivo nazionale di lavoro nonostante sia passato ormai quasi un anno dalla scadenza. Il rinnovo è la risposta fondamentale per dare stabilità e rilanciare il sistema industriale del Paese, ma anche per aumentare il salario, il potere d'acquisto dei lavoratori, per migliorare le condizioni di lavoro e i diritti, e rottura completa tra sindacati di Metalmeccanici e Federmeccanica. È dunque confermato lo sciopero del 20 giugno, spiegano FIOM, CGIL, FIM, CISL e WIL. L'assessore regionale all'autonomia locali e sicurezza Pierpaolo Roberti, presente al 12° raduno delle cravatte rosse organizzato nella caserma Vittorio Emanuele III a Trieste della sezione provinciale dell'Associazione Nazionale del Fante Fratelli Scipio e Guido Slataper. Nel corso della cerimonia, alla presenza di numerose autorità civili e militari, Roberti ha presentato la targa commemorativa voluta dall'amministrazione regionale che sarà collocata all'interno dell'ex caserma. L'area è al centro di un piano di rigenerazione urbana, ospiterà in futuro il nuovo polo scolastico per le scuole superiori e la targa ricorderà la lunga presenza dei Fanti in quella che fu sede del primo reggimento San Giusto. La flessibilità della programmazione europea consente di destinare più di 10 milioni di euro per iniziative a favore del territorio del Friuli Venezia Giulia, in particolare quasi 5 milioni a disposizione delle imprese per l'efficientamento delle strutture e al miglioramento in generale delle prestazioni. Lo ha annunciato l'assessore regionale alle finanze Barbara Zilli a seguito dell'approvazione da parte della Giunta regionale su proposta della modifica al piano finanziario analitico del programma regionale FESR 2021-2027. E Guggenheim Partners, il fondo americano interessato all'Udinese, secondo quanto trapela dal Belgio, dove gli investimenti delle proprietà straniere fanno la parte del leone. L'indiscrezione è stata rilanciata attraverso il profilo X dall'esperto di mercato Sasha Tavolieri, secondo il quale sarebbe stato raggiunto un accordo sulla base di 184,7 milioni di euro per il 100° del club bianconero, anche se non viene specificato se la cessione sarebbe davvero dell'80% del pacchetto azionario, con i Pozzo ancora in ballo con il rimanente 20% per continuare la gestione sportiva. L'accordo tra le parti sarebbe già stato siglato lo scorso 15 aprile, ma non sarebbe stato ancora sottoposto alla Federcalcio italiana per l'approvazione che deve precedere l'annuncio ufficiale. Uno sguardo alle previsioni meteorologiche: oggi tempo stabile con cielo poco nuvoloso o localmente variabile in montagna, dal pomeriggio sui monti cielo da variabile a nuvoloso con probabili rovesci sparsi e qualche temporale che in seguito potranno interessare anche zone dell'alta pianura, dove il cielo sarà variabile e farà ancora piuttosto caldo. Sulla costa cielo sereno poco nuvoloso e il pomeriggio brezza dal mare sostenute, più fresco rispetto alla pianura. Temperature minime in pianura fra 14 e 17, le massime fra 26 e 29 gradi, sulla costa minime fra 18 e 20, le massime fra 24 e 26 gradi centigradi. Previsioni a cura di ARPA e FVG Meteo. Ed è tutto per il momento con l'informazione, grazie per averci seguito, a più tardi.